guardare il balcone. In Italia già... ci estingueremo se non arrivano loro. Eccoci qua, siamo rientrati. Allora, nella pausa pubblicitaria c'era... Vabbè, no, lascio prima il collega. Allora, Filippo, no, la battuta che chiedevo di fare era per fare un po' di chiarezza. Io non voglio generalizzare e assolutamente non voglio dire che non vanno aiutate certe persone. Certe persone che scappano dalla guerra meritano di essere aiutate, così come meritano di essere aiutati i nostri disoccupati, così come meritano di essere aiutate le nostre persone che sono povere, vivono nelle auto. Ci sono persone che meritano di essere aiutate. Le persone che ai confini si trovano con le braccia grosse così, sono più grossi pure di me, che sono alto 2 metri, e hanno gli auricolari con il lettore, l'MP3, eccetera. Ma sempre questi live. Ma no, non è sempre quei discorsi, sono discorsi... dai, no. Concludo velocemente. Certe persone... sono sempre quegli discorsi. Disturba voi, ma allora la comunicazione è sbagliata, perché quello vedo, io credo a quello che vedo con i miei occhi. A me non disturba quella cosa lì, mi disturba il fatto che ci sono persone che aiutano prima quelli e non il prossimo. A me hanno, invece, contrariamente a Cesaro, io sono praticante cattolico, dico, a me hanno insegnato di aiutare il prossimo. Il prossimo cosa vuol dire? Proximus, vicino a me. Quelli vicino a me sono quelli della Riviera del Brenta. In consiglio comunale ad Arzergrande, nel mio comune, in consiglio comunale ad Arzergrande, abbiamo deciso, destra e sinistra, tutti i gettoni destinarli alla Riviera del Brenta. Perché non si pensa un pochino anche al prossimo, quindi al Proximus, vicino a noi, in prossimità nostra? Questo volevo dire. Ecco, vorrei intervenire anche io su questa questione, perché certo, innanzitutto voglio dire che sono assolutamente d'accordo con l'avvocata. Grazie dell'avvocato. Sì, lo dico apposta perché la O finale mi dà sempre un po' fastidio. Ecco, siccome anche nella lingua entra il sessismo, io invece ci tengo molto. Del linguaggio di genere. E ritengo che si debba aiutare queste persone, che non si possano assolutamente fare neanche distinzioni tra chi scappa dalle guerre e chi scappa dalla povertà. Io sono venuta qua in più di una trasmissione e abbiamo ricostruito ampiamente le ragioni anche dei poveri che vengono, e normalmente vengono perché sono stati rapinati da noi o perché sono stati inquinati da noi. Quindi, tra l'altro, c'è prima un problema di umanità, per cui io sono un essere umano e tra l'altro non faccio distinzione tra queste persone e i disoccupati. Ci tengo a questo punto a dire che faccio parte più della categoria dei disoccupati che degli occupati, perché sono una lavoratrice precaria. Ma non mi disturba il fatto di dover dividere magari poco con altre persone, e penso che si debba ragionare insieme sia per i problemi degli italiani che per i problemi di queste persone. Non vanno distinte. Sempre in altre trasmissioni abbiamo identificato che il nemico non sono i poveri, sono quelli che fanno tanti soldi e che continuano a farne, e che fanno anche leggi in Italia per cui certe spese come quelle per le grandi opere si possono fare, e il MUOS, caspita, non ce lo dimentichiamo mai, per piacere, e altre spese invece no. Detto questo, c'è anche un altro dato, quello demografico dell'Europa in generale. Noi abbiamo carenza di nascite, per cui in realtà noi abbiamo bisogno di persone, perché figli non ne facciamo. Anche io ho 42 anni, non ho figli, ho tutte amiche che non hanno figli, e quindi anche la Merkel, quando ha detto facciamo passare queste persone, già con i turchi, no? I tedeschi avevano ben costruito anche la loro industria automobilistica, adesso un po' di personale qualificato, perché poi quelli che vengono dalla Siria sono istruiti diversamente da quelli che vengono dall'Africa, e infatti la Germania è uno dei pochi paesi che pone come vincolo... Scusami Raffaella, soltanto una battuta anche rispetto a quello che ha detto il rappresentante della Lega. Questi con lo smartphone, i telefonini, le cose eccetera, che non si sono posti nessun problema nel venire ad aiutare in Riviera del Brenta, ad aiutare le popolazioni che sono state, non c'erano i leghisti a tirare sulle macerie, c'erano dei ragazzi nigeriani, dei ragazzi senegalesi che io conosco bene, che hanno fatto volontariato. E poi io volevo dire un'ultima cosa che ritengo dirilente. Diciamo le cose vere, una cosa vera, una una cosa vera è, non è la prima volta che lo dico, che le campagne italiane
sono piene di questa gente, piene. Anche in Veneto, e questi sono, il settore dell'agroalimentare vive grazie a questo. Allora non ho capito perché queste persone debbono lavorare come schiave in quelle condizioni e non si può invece, perché comunque ci sono e comunque lavorano, cioè sono occupati. Sono prossimi ma vengono troppo distanti. Parliamo di agricoltura e c'erano le donne di Cavarzere, di Adria, di quei posti lì, che andavano a raccogliere, mi rifaccio quello che ha detto lei, andavano a raccogliere radicchio a Chioggia 10-12 anni fa. C'era l'euro e guadagnavano circa 5-6 euro all'ora, una paga da fame, no? Adesso non ci sono più loro, ci sono le donne africane o non so da dove vengono. Comunque bengalesi sono molti. Sì, ecco, e guadagnano 2,50 euro all'ora. Sì. Cioè, allora non è che sia un titolo di merito avere questa gente, diciamo cioè, voglio dire, questa qui, questo. voi difendete, secondo me, una situazione di assoluto schiavismo. No, cioè, no, scusi, mi perdoni, guardi, io che sono tutt'altro che non ho molta dimestichezza con la democrazia. Io l'ho ascoltata, mi è venuto un po' di orticaria, però sto ad ascoltare, adesso direi dire due parole, grazie. Ecco, quello che voglio dire, poi un'altra cosa che io ritengo aberrante è che noi si debba aver bisogno, per incrementare la nostra situazione demografica, si debba aver bisogno di gente dall'Africa, dal Medio Oriente. Non facciamo più figli. Lasci stare. Ma il fatto che non si fanno più figli non si fanno perché gli italiani non fanno più sesso. Io spero lo facciano ancora, mi auguro, anche chi non ha figli spero lo faccia, perché è anche un passatempo abbastanza piacevole, mi dicono, perché ormai. Ecco, ma quello che voglio dire è che tu devi mettere in piedi dei sistemi di assistenza, devi mettere in piedi un sistema sociale che permetta alle donne italiane di fare figli. È normale che se una deputata del PD che ha un bambino piccolo va a Roma, va in Parlamento e rompe i maroni a tutta l'Italia perché non ha la nursery, e invece le nostre donne italiane non riescono a fare i bambini perché per metterli in un asilo nido. E questa è la storia che è capitata a mia figlia. Mia figlia, io sono nonno, ha un bambino e spendeva 550 euro al mese in asilo nido perché non c'era posto negli asili nido statali, perché in Italia un bambino, solo un bambino italiano su 8 ha la possibilità di entrare in un asilo nido. Questa è la realtà, questi sono i dati. E allora la demografia, non democrazia, si fa assistendo le famiglie italiane, non portando dentro gente per far sì che la nostra popolazione aumenti. A me sembra assurdo. Noi lasciamo perdere quanti anni? 3.000 anni di storia, 4.000 anni di storia, perché non abbiamo un governo che pensa a fare il ponte sullo stretto di Messina e non dà soldi alle scuole pubbliche, non dà scuole agli asili nido pubblici, alle scuole materne pubbliche. Per quello prima, quando si parla del Papa, è venuto un po' di coso, no? Perché voglio dire, queste cose dovrebbe fare lo Stato. Lo Stato dovrebbe devolvere, dare i soldi di noi contribuenti, dovrebbe darli per queste situazioni, non per astrusità che non stanno né in cielo né in terra. Sono d'accordo con quello che diceva Lazzarini: se vengono qui delle persone che scappano dalla guerra, noi dobbiamo accoglierle. Non sono assolutamente d'accordo sul fatto che noi dobbiamo accogliere tutti. All'inizio della trasmissione, poi mi tacerò, c'è stato questo prete, mi pareva fosse un prete, che ha detto che sono esattamente il numero 795 milioni di persone, non 800, 795 milioni di persone che nel mondo soffrono la fame. Non possiamo accoglierli tutti, non possiamo accoglierli tutti. È impossibile, è una questione anche di fisica, non ci stiamo, non ci stanno. Ecco, allora io dico che non è che dobbiamo aiutare prima gli italiani perché noi abbiamo il pelo sullo stomaco e non siamo accoglienti, che poi può anche starci. Non è che l'accoglienza sia una cosa obbligatoria, che la bontà sia una cosa obbligatoria, che il buonismo sia una cosa obbligatoria, che l'umanità pelosa sia una cosa obbligatoria. Io dico che siccome abito in Italia e siccome l'anarchia non esiste ancora come sistema politico globale, io ritengo che le nostre frontiere siano come quelle dell'Ungheria, sacre, e che noi dobbiamo fare di tutto per difendere non tanto le nostre frontiere quanto la nostra popolazione autoctona. Io la vedo così, probabilmente mi sbaglio, però è la mia idea. Ecco. Certo, prima le è venuta l'orticaria quando ho parlato del Papa. No, adesso, no, ma guardi, poi mi devo correggere. L'altra domenica sono andato a messa, poi mi sono confessato. Però adesso le faccio venire anticleri, però adesso le faccio venire la scarlattina adesso, perché abbiamo un'intervista con un parroco, con un parroco di una. Ma andiamo già meglio con i parroci. Un parroco di Marghera, del quartiere della città.
dove ci sono dati da fare per l'accoglienza, dopo che Papa Francesco e il patriarca... Anche il cardinale Bertone mi hanno detto che ha accolto una quarantina di persone nell'attico da 13 milioni di euro. Sentiamo cosa succede a Marghera da Don Nandino. Don Nandino, ascoltiamo. Una cameriera. Direi che prendo la sua battuta per Francesco Moraglia, Francesco Papa, ma prima c'è stato San Francesco che ci ha messo dentro in cuore questa grande passione per, non solo per il creato, ma per le creature, e allora qui queste creature che vengono da posti in che costretti a lasciare situazioni invivibili veramente meritano tutto il nostro rispetto, accoglienza. Quindi noi da sempre, il quartiere diciamo proprio da sempre, prima accogliendo gli immigrati italiani dal sud, 3/4 degli abitanti qui sono del sud Italia, quindi migranti di DNA, e poi adesso invece accogliamo da tanto tempo rifugiati da ogni parte, migranti da ogni parte. Questa è un'altra piccola scommessa, anche molto visibile, ecco, da tanto tempo il servizio immigrazione, gli amici che lavorano prima di me, io sono da poco qui, si domandavano come far sì che le persone non stiano rintanate nelle case ma scendono in strada. Ecco, l'orto è diventato un piccolo miracolo, sono arrivati anche i cinesi, i fratelli cinesi, che è difficilissimo averli insieme, e adesso lavorando insieme si conclude sempre ogni lavoro con una bella tavolata. E allora ecco che questa mattina gli ultimi rifugiati arrivati proprio nella scorsa settimana a Lampedusa sono qui alla Cita, e stamattina ho mostrato loro l'orto, hanno subito pensato, mi hanno raccontato di quanto la loro terra in Nigeria sia molto arida, e quindi verranno anche loro a lavorare tutti insieme. Ecco, io vorrei dire, lei l'ha già detto ma lo ripeto, davvero siamo una piccolissima comunità con piccolissimi, un po' ci colpisce anche questo fare eco di una piccola realtà. Forse noi possiamo solo dire alle grandi comunità, alle parrocchie più forti, che ognuno può fare la sua parte. Ecco, noi la facciamo veramente piccola con le piccole risorse, i corsi di italiano, ci attiviamo perché possano anche loro avere una restituzione del loro mestiere. Ecco, adesso se qualcuno sa far da mangiare, che possa far da mangiare, se qualcuno, ecco, questo attivarsi. Io credo che ecco, il messaggio dei due Francesco sia esattamente quello di dire: adesso abbiamo discusso, abbiamo riflettuto, ci siamo commossi per un bambino sulla spiaggia, un corpicino, che sembrava proprio dirci: ecco, adesso io ho bisogno che tu invece non raccolga non tanto il mio corpo ma il corpo vivente di questi migranti che arrivano. E allora la risposta deve essere concreta. Risposte concrete ai fatti e alla situazione che ci si trova di fronte. Abbiamo i telespettatori che vogliono intervenire, quindi io darei voce a loro, anche perché hanno aspettato un po' di tempo. Posso chiudere questo giro? Prego. Allora, io ho sentito tutte le parti, allora non vorrei fare il Manzoni della situazione. Ciascuno ha dato un'argomentazione che è assolutamente valida, perché nessuna delle argomentazioni che è stata messa a conoscenza dei nostri telespettatori può essere cancellata. Noi non possiamo risolvere il problema dell'Africa con 1 miliardo di migranti che ha bisogno di mangiare. Non possiamo risolvere il problema della Siria, non possiamo risolvere il problema di nessuno di questi grossissimi problemi. E quindi l'analisi che ciascuno ha fatto secondo il proprio punto di vista è perfetta. Però se noi continuiamo a discutere a questo livello non risolviamo niente. E allora rischiamo di trasformare questa discussione in una discussione politica. Ho ragione io perché gioco sulla pancia e sull'istinto delle persone, e ho ragione io perché gioco sull'altro istinto uguale e contrario delle altre. Lasciamo stare il Papa Francesco e lasciamo stare San Francesco, per cortesia, perché credo che mediamente gli italiani siano tutti disponibili all'accettazione di queste persone. Però il fenomeno non è gestito, questo sente la gente, che poi lo trasforma in una maniera o in un'interpretazione contraria, certo. Non ha importanza. Non c'è un governo che sa gestire questa cosa. Allora bisogna gestirlo, ma non lo gestisco con i 35 euro al giorno. Devo gestirlo a livello di logica. Abbiamo delle leggi che sono uguali e contrarie all'accoglienza. Quando viene un immigrato gli do la possibilità di lavorare, ma non di essere sfruttato. Ma questo deve essere il governo attento. Chi
ci rappresenta, perché il governo non è una cosa astratta per conto suo come lo è normalmente, ma è la rappresentanza delle persone e quindi dei miei interessi, di quello dell'avvocatessa e di tutti gli altri. Il problema è un altro, il problema non lo risolviamo discutendo, perché il problema è provocato dalle multinazionali, che di questa cosa se ne fregano altamente, perché da questa immigrazione trarranno vantaggio. Noi singolarmente troviamo degli ostacoli, dei problemi e qualcuno si attiva positivamente per risolvere questi problemi, altri invece ritengono che non sia possibile risolvere. Ma questo siamo a livello terra-terra. Il grosso problema è che questo problema qui, comunque vada, va nella tasca delle multinazionali, che l'hanno provocato, che non lo vogliono nemmeno risolvere. Perché se io prendo una fabbrica, la porto in Africa, gli africani lavorano bene tanto quanto quelli che lavoravano qui, che ho visto lavorare in aziende venete, no? Che sono attenti, prodighi, sono contenti di lavorare, si creano la loro famiglia, hanno la loro casa, il loro appartamento, più o meno a seconda del censo che hanno, ma lo fanno e cercano lavoro. Ma perché non lo portiamo là? No, perché lì noi andiamo a mungere. E non raccontatemi la storia delle missioni, perché dell'Africa ne ho contezza abbastanza per sapere i danni che hanno fatto. Allora, poi che ce ne siano meritevoli, sicuramente, ma molte no. Ed è tutto un business, perché c'è un bellissimo libro, ripeto, leggetevelo, Attenti ai buoni, perché sono quelli che fanno più danno. Allora, per carità, discutiamo perché è un problema che tocca gli italiani e quindi è giusto che ciascuno abbia il suo spazio e la propria parola nel vedere questo fenomeno in una maniera piuttosto che un'altra. Ma non lo risolviamo però. Possiamo risolvere la Riviera del Brenta piuttosto che, non so, Vatte la Pesca, sì, l'accoglienza di 2 ospiti presso il Vaticano piuttosto che 5 presso un cardinale, eccetera. O riattiviamo i conventi, così siamo tutti contenti. Ma non abbiamo risolto il problema. Le guerre là continuano e sicuramente sono guerre organizzate deliberatamente dalle multinazionali. La miseria in Africa, hanno distrutto l'economia africana, trasferendo i negri dall'Africa in America e hanno fatto la ricchezza degli Stati Uniti. E non a caso. Ma perlomeno gli Stati Uniti sono riusciti a riscattarsi elegendo un presidente negro. Allora cerchiamo di capire e cerchiamo di creare un'opinione pubblica che sensibilizzi la responsabilità di quelli che queste cose le fanno. Sì. E invece non se ne parla. Allora il problema è di quello che ha gli oculari, il problema è quello che vuole sfondare una frontiera fasulla, no? Ma non perché poveretto vuole venire a romperci le scatole a noi, stava bene a casa sua. Meglio. E perché succede? Ascoltiamo i telespettatori. Buonasera, il suo nome, da dove chiama? Pronto? Sì, buonasera. Buonasera, sono Michela, la realista da Annone Veneto. Ben ritrovata signora. Ben ritornati a tutti voi e specialmente all'editore Casen, bentornati. Grazie. Io sarò sintetica perché avrei migliaia di domande da fare, ma ovviamente il tempo è tiranno e sintetizzo il più non posso. Brava. Io mi chiedo e mi domando, intanto che voi andavate in pubblicità, ho girato canale in un'altra TV locale, c'era Zaia che parlava di 517.000 extracomunitari già presenti in Veneto da vari anni, di cui moltissimi sono disoccupati, di cui le loro mogli, figli e quant'altro fanno molta fatica ad andare a lavorare e rimangono a casa. Mi chiedo e mi domando, questi profughi che arrivano adesso, il cui mi si dice il 90% sono maschi, alti, robusti e vigorosi,
di cui sentiamo ieri ad esempio che di 1 migliaio di richiedenti asilo a Verona sono stati accettati 50 e Angelino Alfano ha detto che gli altri 950 rimangono un problema sul groppone di chi? Mi chiedo e mi domando alla signora che parlava di inquinamento, anche noi qui in Veneto abbiamo un inquinamento stratosferico e non vediamo come possiamo, adesso che arriva ad esempio l'inverno con le caldaie magari vecchie e obsolete che bruciano chissà cosa, continuare ad assistere ai nostri bambini asmatici, ai nostri vecchi asmatici e quant'altro. Vi chiedevo altresì a quel prete tanto vigoroso che avete intervistato, perché nessuno dice che i preti per convenzione italica con lo Stato Vaticano li stipendiamo noi, non è che lavorino chissà dove, chissà dove. Vi chiedo e mi domando ad esempio se volete parlare di quell'imam algerino salafita che è stato espulso da Vicenza e che prima era stato espulso da Udine e Michela, che la domanda. diceva ai bambini marocchini di ribellarsi alle leggi italiche. Cosa ne pensate di tutto questo? Benissimo. E ne avrei tantissime altre di domande, ma lascio spazio anche ad altri e magari Grazie. nelle prossime puntate. Grazie signora Michela, Grazie. ci risentiamo la settimana prossima, grazie. Abbiamo anche il signor Carlo. Buonasera signor Carlo, da dove chiama lei? Buonasera, sono Carlo di Ferrara, mi conoscete? Buonasera, buonasera. Sono il Carlo anti-immigrazione. Ma voi lo state capendo cosa sta succedendo in Italia? Questa qui non è più un'invasione, questa qui sta diventando e lo diventerà un'occupazione. Vedrete quello che ci faranno. Questo qui è un paese che è destinato ad avere il ricambio di popolazione. Questo qui è un paese che vogliono islamizzare. Voglio dire una cosa alla signora Bionda che ha detto a noi italiani che non vogliamo gli immigrati di vergognarsi. Guardi, quella frase lì gliela restituisco subito, perché io sono disoccupato da 3 anni e nessuno mi aiuta. Potrebbero aiutarmi anche a me con 35 euro al giorno, anche 25. Come mai non mi aiutano? Cara signora Bionda, inquadrata adesso, non si permetta mai più di dire una cosa così. Io sono uno Adesso le risponde, adesso le risponde signor Carlo. E una cosa al signor della Lega, forza Lega, forza Lega. Avevamo capito. dei dubbi, sì. Grazie al signor Carlo. Abbiamo ancora un altro telespettatore, dopo ridiamo la parola agli ospiti in studio, il signor Diego, mi pare, se non ho capito male. Sì, Guardi questi bambini. Alzate un attimo il volume perché lo sentiamo basso dalla regia. Prego signor Diego, da dove chiama? Buonasera, sono da Vicenza. Buonasera. L'avvocato che diceva che ci dobbiamo vergognare perché dobbiamo accoglierli tutti. Io non dico che non dobbiamo accoglierli, però se abbiamo anche noi il diritto all'identità, cioè di conservare la nostra identità. Chi arriva, e ce lo dicono gli organi di informazione, gran parte sono musulmani. I cristiani, ce lo diceva il signore curdo, non riescono a venire qui. Le organizzazioni, i vari vescovi di quelle zone hanno fatto negli ultimi tempi, negli ultime settimane, invocare l'invocazione che anche i cristiani vengono aiutati a fuggire. Ecco, io mi chiedo questo: non è giusto che prima di tutto non dovremmo, anche per conservare la nostra identità, i cristiani e eventualmente poi i musulmani, anche perché loro potrebbero ben andare nei paesi del Golfo, vero? Sono ricchi. Adesso affrontiamo anche questo tema, infatti avevo visto un SMS che passava sotto intanto che lei parlava. Adesso le rispondiamo signor Diego. Allora, innanzitutto grazie a lei. Allora l'avvocatessa io sapevo che la reazione sarebbe stata questa e ribadisco, io sono assolutamente convinta che chi fa questo genere di discorsi si deve vergognare, perché lei ha portato delle foto
parlano da sole, no? sì, guardi le foto, guardi le facce dei bambini e poi discutiamo di musulmani e di cristiani. Io non sono neanche credente, oltretutto, ma lo dico proprio fuori dai denti. Se io fossi cattolica mi vergognerei a dire determinate cose. Io sono stufa di sentire fare questo gioco dei penultimi contro gli ultimi e degli ultimi contro i penultimi. Sono assolutamente stufa. Io ho una vita che combatto in Italia per i diritti sociali e chiunque mi conosca, sappiamo insomma, che ho sempre lavorato per l'accoglienza, per l'accoglienza per tutti, ma anche per il reddito per tutti. In primo luogo per tutti quelli che ho vicino, ho fatto una quantità di cause di lavoro, una quantità di lavoro per il rispetto delle donne, per il rispetto dei diritti sociali in Italia e ovunque, e io sono convinta che questo è il meccanismo. Il meccanismo è che non si può continuare a dare i calci a quelli che stanno sotto di te sentendosi con questo salvati, perché in realtà e parlo soprattutto per chi parla di politica, di governo eccetera, questa è proprio la logica che consente che il governo continui a spendere quintalate di soldi in spese militari, quintalate di soldi in spese inutili, mentre noi tutti siamo preoccupati della crisi e dei migranti che arrivano, cioè ma veramente tutti quelli che fanno razzismo si prestano a questo gioco, perché i soldi in realtà, le risorse ci sono, vanno sicuramente vanno razionalizzate senza escludere nessuno, senza escludere né gli italiani che ne hanno diritto, né gli italiani che ne hanno diritto, sono la prima a dirlo ovviamente, né tutti quelli che, come questi bambini, hanno diritto ad un'accoglienza degna, anche se sono musulmani. Oltretutto questi bambini, stiamo parlando di bambini e di donne che vengono da zone del mondo dove anche la religione e la religione musulmana è vissuta in una maniera molto particolare. I curdi non sono dei musulmani sfegatati, lo dico proprio fuori dai denti, i turchi anche, perché ci sono i fanatici fascisti, ma però mediamente non sono esatto, volevo chiederti, non sono così, per cui voglio dire, perché non si emigra in Arabia Saudita? Ecco, no, questo è una domanda legittima, questo, perché giustamente, siccome i paesi arabi si lavano la bocca, questa grande nazione araba, loro la chiamano, e tra due paesi solo, la Giordania e il Libano, che sono due paesi poveri fra l'altro, invece i paesi ricchi, Dubai che costruisce gli alberghi in mezzo al mare, in pratica ha fatto una barriera, manco un profugo è arrivato fino a Dubai e che potrebbero ospitarli. E il fatto è che questa è proprio l'ipocrisia nel mondo arabo. Proprio è un mondo molto chiuso, è un mondo molto strano, molto complesso, perché basterebbe pensare ai loro fratelli palestinesi che dal 48 ancora vivono nelle baracche e che continuano a considerarsi, come paesi dell'Arabia Saudita e altri paesi, Qatar, gli Emirati, paladini dei palestinesi. I palestinesi continuano a morire nelle baracche e questo la gente ha diritto di chiedersi questa, perché poi sono paesi musulmani che potrebbero benissimo ospitare i profughi. Il fatto è che già questo dimostra che questi paesi assolutamente non sanno cosa vuol dire la democrazia, non sanno cosa vuol dire i diritti umani. E poi il discorso dall'Italia, per esempio, l'Italia, parlando della questione dell'immigrazione, a parte che si è creata una sorta della guerra tra i poveri, perché questo è di fatto tutti i giorni lo si vede, e poi il discorso è che sicuramente non tutto può essere attribuita all'immigrato, perché tempo fa tutti sapete che per esempio si faceva il ricongiungimento familiare, si portava in Italia papà e mamma, poi prendevano pensione, ma mica aveva fatto l'immigrato. Questo qualche legislatore aveva fatto, l'immigrato non aveva nessuna colpa, il fatto che approfittava di questa situazione, e questo permetteva. Sicuramente creava un conflitto tra i cittadini indigeni e l'immigrato, ma questo non aveva nessuna colpa l'immigrato. E poi la cosa, io
continuo a ripetere, la gestione non è stata mai fatta in maniera corretta e che sicuramente questo il motivo, io penso e credo, è puramente stato politico. Certo, certo. E giustamente come si dice, no, dobbiamo andare in pubblicità, il problema è italiano, il problema è europeo e non viene affrontato, e ne abbiamo già parlato. Un breve break pubblicitario, torniamo subito.